una bella organizzazione, molto razionale, semplice, come dovrebbe sempre essere. In fiera a Verona si vaccinano anziani, insegnanti, operatori sociosanitari, volontari del mondo delle associazioni, tutti prenotati online, alcuni anche all'ultimo momento. Sono volontario dell'Auser, mi hanno telefonato e mi hanno detto dalle 8 alle 17 e sono venuto adesso, tutto bene. Il sistema è noto, si accede al sito, si digita il codice fiscale, se è riconosciuto tra coloro che ne hanno diritto si può prenotare il posto. Le lunghe file dei giorni scorsi, quando il tempo tra ingresso nel padiglione e uscita era anche di 2 ore, si sono diluite. Il modello è stato aggiornato, aumentato il personale, distribuito in modo più razionale, fino a 2000 le dosi AstraZeneca da iniettare nella giornata. 3 giorni appunto di grande attività, di grande intensità che ci hanno fatto arrivare ad oggi con un flusso di arrivo e un deflusso assolutamente fisiologico. Ma devo dire molto veloce, molto rapido il tutto, ecco. Dopo mezz'ora avevamo finito tutto, quindi c'è il tempo di attesa, ma tutto bene. 1400 sono invece le persone prenotate a Bussolengo, alla Bocciofila. Qui il vaccino è Pfizer, tutti anziani over 80. C'è un po' di coda, ma i prenotati sono assolutamente in orario, vengono vaccinati in orario. Quanto lavoro c'è per voi in questi giorni? Parecchio, ma sono anche grandi soddisfazioni riuscire a, speriamo, mettere il punto a questa emergenza sanitaria.